Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, mi è capitato fra le mani un reperto datato oltre 30 anni fa e allora ho deciso di fare una puntata, un episodio sulla schedina del Totocalcio, che era un po' il rito del sabato di tutti gli italiani, almeno fino a più o meno fino a 25 anni fa. Mi è capitata in mano questa vecchia schedina del Totocalcio, adesso ve la faccio vedere anche da più vicino, del 18 settembre 1994. Lasciate stare che io l'ho un po' scarabocchiata, che ci ho scritto i risultati accanto, anche perché quando si andava nei bar, comunque nei punti in cui si giocava la schedina, si potevano prendere anche più schedine, poi se ne giocava una sola. Diciamo che era un po' come siete mai andati alla posta a prendere i bollettini in bianco, magari ne riempite uno ma ve ne portate a casa 4 o 5 che vi possono servire successivamente o su cui fare delle prove. Questa qui è la schedina originale proprio del 18 settembre del 94, vedete, io l'ho un po' scarabocchiata con i risultati, mettendo i pallini. Allora, per i più giovani dico che accanto a si potevano giocare fino a 4 colonne. Ovviamente costava di più, si potevano mettere doppie e triple. In teoria si potevano giocare pure 13 triple, ma sicuramente avrebbe pagato nulla rispetto al costo della schedina. Si metteva il pallino sul segno 1 per far vincere la squadra di casa, sul segno X per il pareggio, sul segno 2 per la squadra in trasferta. Questa non è stata giocata di schedina perché quelle giocate poi avevano un po' le varie venivano vidimate un po' come i biglietti dei treni, tutte cose che ormai si fanno solo digitalmente, ma insomma era veramente un rito straordinario per gli italiani. Il Totocalcio è nato nel 1946, 12 segni fino al 1951, quando sono diventati 13. C'erano le partite della Serie A, ce n'erano solitamente 2 della Serie B e 2 della Serie C. Di solito erano le partite un po' più importanti o comunque delle squadre più celebri sia della Serie B che della Serie C. Poi successivamente, con la nascita degli anticipi, dei posticipi, sono aumentate ovviamente un po' le squadre della Serie B, è cambiata un po' la struttura della schedina, ma diciamo che per oltre 50 anni è stato il gioco legato al calcio più popolare tra gli italiani. Io mi ricordo che, per esempio, mio padre giocava la schedina il sabato, ma era un rito a cui credo forse solo in vacanza, quelle poche volte che si giocava d'estate veniva interrotto, ma io ricordo proprio il sabato sera. Poi quando sono diventato un po' più grande la giocavamo insieme, quindi scegliendo insieme i segni. Era veramente il rito del sabato degli italiani. Si poteva giocare anche prima, credo non so se si potesse giocare dal venerdì, credo, la schedina. Solitamente tutti la giocavano il sabato, che era un po' il giorno prima delle partite. Ha perso popolarità a partire dall'inizio degli anni 2000, ma soprattutto quando sono state liberalizzate le scommesse, poi con la nascita di internet, degli smartphone, delle offerte, anche dei pacchetti sulle varie piattaforme di gioco online, e soprattutto anche con la varietà di scommesse che si possono fare oggi. Oggi è anche difficile che si scommetta sul semplice andamento della partita, se vince la squadra di casa, vince la squadra in trasferta. Oggi si gioca tantissimo su chi segnerà, su quanti tiri verranno fatti, chi tirerà per la tale squadra, c'è chi si gioca i calci d'angolo. Oggi c'è una varietà che permette anche, tra l'altro, di vincere in maniera, non dico più semplice, però ci sono vari modi per arrivare a vincere. Qui si giocava in fondo soltanto risultato. Poi è vero che uscì il Toto Gol, il Toto 6, mi ricordo degli altri appuntamenti che il Totocalcio mise a disposizione.
ma nulla attecchì come il Totocalcio e come la schedina del Totocalcio. Tra l'altro questa qui è rossa, mi ricordo che c'erano arancione, verde, azzurro, c'erano vari colori. Ogni settimana c'era anche la curiosità di sapere di che colore sarebbe stato il contorno della schedina del Totocalcio, che è stato veramente un rito per credo che tutte le persone che abbiano oggi dai 50 anni in su ricordino la schedina del Totocalcio come e che ovviamente sono appassionati di calcio, come il rito per eccellenza, come ascoltare la radio. E c'era questa sorta di rituale di ascoltare le partite con la schedina davanti. Poi ci sono anche celebri film come non so, Al bar dello sport con Lino Banfi, o il film con Abate Antuono che mentre è a pranzo dalla suocera ascolta la radio per vedere i risultati della schedina. Sono stati ovviamente legati anche a pellicole cinematografiche. Questo piccolo pezzo di carta, piccolo medio pezzo di carta che per tantissime generazioni è stato il gioco unito al calcio per eccellenza. Io ve la faccio rivedere e ditemi se giocavate la schedina, ditemi chi se la ricorda, non so quanti, guardate anche quanto sia cambiato un po' il modo di giocare, ovviamente con l'aumento della tecnologia e con tutto quello che poi è venuto fuori in epoca moderna. Come al solito non è che la schedina del Totocalcio fosse bella e tutto quello che c'è oggi faccia schifo e viceversa. Sono modi diversi, sono rituali diversi. Certo, la schedina del Totocalcio è durata oltre 50 anni, veramente tanto, e quindi perché non farci una puntata, visto che me ne è capitata una tra le mani. Detto questo, questo è lo scrigno del calcio. Iscrivetevi al canale, commentate e torno domani.